Una volta il paese era pieno di alberi di questi fichi nelle campagne e le persone li raccoglievano tutto il mese di agosto, raccoglievano questi fichi. Si stendevano al sole con tutte questa si chiama cannizza, e ne facevano di queste decine e decine di queste piene di fichi, le mettevano al sole e tutta l'estate, tutto il mese di agosto avevano questo lavoro. La mattina presto andavano in campagna e li raccoglievano, li portavano a casa, si mettevano al fresco, chi li tagliava e si mettevano tutti così e li mettevano al sole. Quando passano, che ne so, 2 giorni, 3 giorni, poi si girano dall'altro lato. E poi, quando erano secchi, prendevano questi fichi e li mettevano così, faccia con faccia, due. Nel mezzo li mettevano un'altra e li mettevano in questi bloschi e dicevano impaniamo i figa impaniati. Facevano prendere sempre il sole finché durava il sole, mezzo settembre così, poi li mettevano in casa e quando veniva il tempo, il 1° novembre per i morti, li cominciavano a vendere. Era una risorsa per la famiglia perché prendevano qualche soldino, perché una volta così si viveva. Una volta una signora, lo sapete cosa mi ha detto? Che durante il mese di agosto, quando c'erano i fighi, sua mamma non faceva neanche il pane, si spalmiava una impastata di pane, 2 impastate di pane e mangiavano solo fighi durante la giornata. Dice, mia mamma dice, quando era tempo di fighi nemmeno il pane faceva. Avete capito come era prima la vita? Ora il pane si butta. Invece una volta limitato.